Una pioggia sottile e fredda che cade sulle case, sugli alberi, sulle tombe. L'insonne è uno spettacolo tratto dal romanzo di Agatha Christoph Ieri e tratta il tema dello straniamento. È il tentativo dell'autrice di elaborare il lutto per la separazione dal proprio paese. Quello che abbiamo messo a fuoco con tutto il gruppo di lavoro è stato il tentativo di tradurre questo moto dell'anima. La sintesi linguistica che abbiamo trovato ruba molto dalle tecniche del teatro d'ombre. Lo spazio è un cubo scenico di ferro 5 metri per 5 per 3,5 con tutte e 4 le pareti di tulle, e i due protagonisti sono all'interno di questa stanza dell'autore, dove si elabora tra ricordo e quindi queste rifrazioni del passato, che altro non sono che le ombre stesse degli attori, mediante delle lucine inventate artigianalmente per questo spettacolo. Ci sono una serie di sistemi che in qualche modo trasformano lo spazio scenico in una sorta di lanterna magica che, tra appunto l'invenzione, la creazione, il gioco, come il gioco della scrittura, qui c'è il gioco del teatro, elaborano la loro stessa storia come personaggi e autori della loro stessa storia. Anche Ieri, quindi anche l'Insonne, ha per protagonisti un fratello e una sorella che, tramite questo gioco tra creazione, ricordo e scorrere della realtà, si rincontrano a distanza di tanti anni per un impossibile nuovo incontro, e alla fine l'Insonne ha proprio la struttura della elaborazione artistica di una grande separazione. Dans tout point pareil.